Buon pomeriggio e bentrovati all'edizione delle 13:20 del telegiornale di Tele4 e buona domenica a tutti. Tutto questo non può finire al microfono di Tele4, io resto ai ben informati della sala VIP. Sono le dichiarazioni del presidente della Pallacanestro Trieste, Paul Matjasic, a margine della gara 4 di quarti di finale playoff vinta dai biancorossi ieri contro Brescia. Sentiamo. Presidente, la partita è vinta, è contento? Che vittoria, forza Trieste come sempre. Presidente ha detto a tutti che resta, agli assessori e agli sponsor. Che vittoria, forza Trieste. Ha detto a tutti che resta. Tutto questo non può finire, quindi resta. Paul Matjasic si impossessa del coro della curva nord. Tutto questo non può finire. Lo usa per dire, senza però sbottonarsi ai microfoni, quello che ha riferito in sala VIP ad almeno 4 fonti certe, un assessore regionale e 3 sponsor di vecchia data. Io resto. Sarà effettivamente così? Cos'è cambiato nelle ultime 24 ore? L'uscita dal tunnel, che cosa significa? È bastata la telefonata tranquillizzante del rappresentante della tifoseria più calda per accomodarsi tranquillamente al suo posto in prima fila, assieme al membro del CDA Connor Barwin, leggenda del football NFL e legato ai biancorossi sin dalla prima era di Cotogna Sports Group di Richard Di Meo. Le altre frasi, riferite dai ben informati, parlano di contatti proficui a livello economico e di stare tranquilli per il prossimo anno. Ciò significa che il titolo sportivo di A1 rimane a Trieste? Parrebbe di sì, ma niente mani sul fuoco. Significa che resta in prima persona? Difficile da dirsi. Significa che vi sarà un subentro o una partnership importante? Solo ipotesi. Quello che è certo è il cambiamento di approccio, dagli incontri in regione con gomiti alti del fidato bodyguard, che sembra il fratello triste di Lawrence Fishburne, al gioco a nascondino nel tunnel con Digos in ogni dove, sino al liberi tutti di oggi. Domani è un altro giorno e si vedrà. Tutto questo non può finire, quindi resta. E noi ora ci colleghiamo telefonicamente con Marco Stabile per le ultime che riguardano proprio il fronte societario, il futuro della pallacanestro a Trieste. Buongiorno Marco. Buongiorno Bernardo, forse siamo in grado di dire che cosa è cambiato rispetto ai giorni precedenti o almeno dare una traccia. Ci sarebbe un fondo di investimento pronto a investire almeno 2 milioni di euro sulla prossima stagione sportiva della pallacanestro Trieste. Il rappresentante di questo fondo, che era ieri al Palasport, ha avuto poco fa un incontro con il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza e ovviamente il presidente della Pallacanestro Trieste Paul Matjasic. Sarebbe stato questo il motivo che avrebbe permesso a Paul Matjasic di fornire profili di ottimismo circa il futuro della pallacanestro a Trieste. A questo, guardando alla futura stagione, si sommerebbe una sponsorizzazione molto più importante di quella che è stata fornita quest'anno da parte della regione Friuli Venezia Giulia, che ha già sponsorizzato la pallacanestro Trieste ma sarebbe pronta a fare di più, e un ulteriore sponsor di minore importanza economica ma in rappresentanza dell'industria triestina, che sarebbe pronto anche lui a sostenere la causa della pallacanestro Trieste. Inutile dire che, iniziando a sommare le cifre, aggiungendo la futura campagna abbonamenti, si sarebbe quindi molto vicini a un budget in grado di garantire la prossima stagione sportiva. Resta ovviamente il punto di domanda sul fatto che questa trattativa poi si concluda, vada in porto e ci sia una nuova organizzazione della pallacanestro Trieste, perché poi l'altro aspetto è quello relativo a Matjasic, che dovrebbe comunque approdare a Roma. Quindi ribadiamo, fondo di investimento pronto a investire almeno
2 milioni sulla prossima stagione, incontro con Matjašić, il rappresentante del fondo e di Piazza, avvenuto poco fa. Altre notizie, altre indiscrezioni portano invece alla pista del passato, quella che si rifà a Gianluca Mauro, che avrebbe avuto un dialogo con Paul Matjašić per eventualmente rilevare la società, ma questa pare un'ipotesi al momento secondaria. Queste le notizie dell'ultima ora. Grazie a Marco Stabile per gli aggiornamenti relativi alla pallacanestro Trieste. Noi cambiamo pagina, ancora un episodio di tensione in uno dei punti più osservati della movida triestina. Una rissa tra giovani in via Lazzaretto Vecchio ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine già presenti nell'area per i controlli serali nella vicina Piazza Venezia. Non sono passate che poche ore dall'annunciato rafforzamento dei dispositivi di sicurezza nelle aree cittadine considerate più sensibili sul fronte dell'ordine pubblico che si registra un nuovo episodio di violenza. Nella serata di sabato 23 maggio attorno alle 22 nella zona di via Lazzaretto Vecchio un gruppo composto da circa 10 giovani è stato coinvolto in una rissa avvenuta nei pressi dell'incrocio con via dei Burlo. Secondo le testimonianze raccolte, secondo quanto riporta il quotidiano Il Piccolo, lo scontro sarebbe rapidamente degenerato in aggressioni fisiche e avrebbe interessato anche l'area esterna dell'Osteria Salvagente. Sul posto erano già presenti operatori della Polizia di Stato impegnati in attività di controllo nella vicina Piazza Venezia, nell'ambito del rafforzamento dei servizi disposto da Questura e Prefettura nelle zone maggiormente frequentate durante le ore serali e notturne. Dopo le segnalazioni sono intervenuti anche i carabinieri con più pattuglie a supporto. Al loro arrivo gran parte delle persone coinvolte si era già allontanata. Una persona è rimasta ferita in modo non grave, riportando lesioni al volto. Terminato l'intervento, le forze dell'ordine hanno mantenuto un presidio nell'area fino a notte inoltrata, una presenza che conferma l'attenzione crescente verso un quadrante cittadino che negli ultimi mesi è stato più volte interessato da episodi di tensione e criticità legate alla sicurezza urbana. Un contesto che però continua a porre interrogativi sull'efficacia delle misure di presidio e sulla capacità di prevenire fenomeni che, nonostante l'intensificazione dei controlli, continuano a manifestarsi anche nelle aree sottoposte a vigilanza. Costo del carburante alle stelle, i mezzi pesanti minacciavano di fermarsi da lunedì, ma è intervenuto il governo. Il sovrapprezzo pagato per il pieno è costato alle imprese di autotrasporto del Friuli Venezia Giulia 33,5 milioni di euro. Il fermo dei mezzi pesanti che avrebbe paralizzato l'autotrasporto da lunedì è stato scongiurato. In Friuli Venezia Giulia avrebbe interessato 12.000 veicoli. Le misure messe in atto dal governo per alleggerire il costo del carburante ha convinto le associazioni datoriali a revocare il blocco, ma la situazione resta grave. Nella nostra regione a soffrire sono in particolare le province di Gorizia e Trieste, mentre Udine e Pordenone sono quelle con il maggior numero di imprese di autotrasporto. Il maggior costo complessivo in 3 mesi ha toccato in Friuli Venezia Giulia 33 milioni e mezzo di euro. Alla fine è prevalso il buonsenso. Il governo ha riconosciuto le difficoltà degli autotrasportatori e ha dato risposte concrete alle loro richieste. È una scelta di responsabilità che evita anche al Friuli Venezia Giulia un fermo che nel giro di pochi giorni avrebbe svuotato i supermercati, bloccato le consegne e lasciato le aree di servizio senza carburante. Negli ultimi 10 anni nella nostra regione gli autotrasportatori sono diminuiti di 449 unità. Se nel 2015 erano 1.473, nel 2025 sono scesi a 1.024, con un calo del 30,5%. Adesso però serve coerenza. Gli impegni presi devono essere rispettati subito. Ne va della tenuta di un settore che muove oltre l'80% delle merci anche nella più piccola regione del nord-est e rappresenta una colonna portante dell'intera economia nazionale. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale per il punto sulla giornata odierna in merito a segnalazioni e viabilità. Lo chiediamo all'ispettore capo Paolo Gurtner. Buongiorno. Buongiorno a lei, Gulotta se non sbaglio delle voci, perché esatto, oggi presente. Non abbiamo il collegamento video per capirsi. Sono io. Stiamo guardando altro. Confermato. Intanto buona domenica a tutti, mattinata caratterizzata dalla manifestazione per il centenario del Parco della Rimembranza con la come si chiama? Con l'altra bandiera solenne svoltasi alle ore 10 presso il monumento a San Giusto. Per quanto riguarda le attività odierne,
Ricordo che alle 17, sempre per la manifestazione in città, presso il monumento di Giuseppe Verdi in piazza San Giovanni, ci sarà una commemorazione, e alle ore 18 ci sarà la Maina sempre al Parco della Rimembranza. Nonostante i divieti presenti, abbiamo rimosso abbastanza veicoli, diciamo, per quanto riguarda la zona. I divieti erano presenti dal giorno 20, quindi mi sembra un po' strano che nessuno abbia visto nulla. Per quanto riguarda le notizie che possiamo dare, che saranno contenti tutti, per quanto riguarda oggi, ANAS ci comunica che hanno riaperto la Galleria Carso in direzione Trieste, ma purtroppo domani la richiuderanno in un orario che non abbiamo ancora ben preciso. Si sta svolgendo in Piazza del Puglie, finisce oggi la manifestazione Car Show, e con domani riprenderanno i lavori di asfaltatura di via Madonnina, sempre con il medesimo orario di 9-17, pertanto presumo che lunedì ci sarà un po' di traffico e di sofferenza per quanto riguarda la zona. Volevo ancora riferire che per quanto riguarda i lavori già svolti di asfaltatura in via Milano, piazza San Giovanni, via Reti e Passo Pecorari, ci sono ancora i divieti di sosta, perché ovviamente deve essere rifatta la segnaletica, quindi attenzione, chi magari usufruisce di quegli spazi per lasciare veicoli a due ruote soprattutto, faccia attenzione perché dovranno continuare a lavorare. Saluterei tutti, una bella giornata e una buona domenica. Grazie all'ispettore capo della Polizia Locale Gurtner, buona giornata, buon lavoro a lei e ai colleghi, e ci agganciamo proprio alle celebrazioni di questa mattina per il centenario del Parco della Rimembranza. Eravamo presenti sul posto, un percorso simbolico, quello delle commemorazioni odierne che hanno unito istituzioni e forze armate nel segno della memoria dei caduti. Una giornata di commemorazioni e riflessione ha segnato a Trieste il centenario del Parco della Rimembranza del Colle di San Giusto, con una serie di appuntamenti che hanno coinvolto istituzioni civili e militari. La mattinata si è aperta con la deposizione di corone alla scalinata delle medaglie d'oro, l'alzabandiera in via Capitolina e la cerimonia conclusiva al piazzale di San Giusto. Nel corso delle celebrazioni è stato ribadito il valore storico e civile del parco, concepito negli anni '20 come luogo della memoria della Grande Guerra e oggi riconosciuto come spazio identitario della città. Il senso della giornata di oggi è riportare alla memoria tutto quello che riguarda il Parco della Rimembranza nella ricorrenza del suo centenario e far sì che le memorie contenute in questo parco non vadano disperse, soprattutto le memorie da praticamente testimoniare e da tramandare alle nuove generazioni. Per quello siamo qui a festeggiare i 100 anni di questo importante pezzo della nostra città di Trieste ed è giusto che sia comunque alla conoscenza di tutti. Fa parte di uno dei cardini della storia di Trieste, dei confini orientali che hanno vissuto delle vicissitudini particolari, cioè oltre alle due guerre mondiali, tutto quello che è successo anche dopo la seconda guerra mondiale, con l'occupazione del governo militare alleato, l'occupazione titina, le foibe, e quindi è uno dei cardini della memoria, insieme può essere annoverato insieme alla Risiera di San Sabba, insieme alla foiba di Basovizza, insieme al Museo del Risorgimento, che sono dei punti forse questi ultimi due, cioè il Parco della Rimembranza e il Museo del Risorgimento, forse un po' meno noti al più grande pubblico, ma noi pensiamo, speriamo che possa essere inserito, così come ci sono delle visite da tutta Italia agli altri due siti, Risiera di San Sabba e Basovizza, possa essere esteso anche a queste cose qua. Le iniziative per il centenario proseguiranno nei prossimi mesi con il concerto al Politeama Rossetti e con la mostra al Museo della Guerra per la Pace Diego De Enriquez prevista nell'autunno di quest'anno, un percorso che punta a rafforzare la funzione del parco come luogo di educazione alla memoria e alla convivenza. Abbiamo parlato della pallacanestro Trieste in apertura con le notizie più sul fronte societario che sportivo. Andiamo invece ora a vedere la partita, la sintesi della partita di ieri giocata contro Brescia. La forza di volontà incrollabile del canguro Josh Bannan e i lampi di talento dei big Ramsey e Toscano Henderson decisivi nel finale. Ecco perché la pallacanestro Trieste porta la fortissima Brescia alla bella, un risultato che apre le porte nel caso di impresa in gara 5 al massimo traguardo ogni epoca, quella semifinale scudetto raggiunta solo dall'allora Stefanel nel 1994. È una partita agonica, la quarta della serie al Pala Rubini, 3.294 spettatori con applausi a curva
curva, secondo anello e parterre, ma con un vuoto che è sostanza negativa in tribuna, proprio lì dove dovrebbero sedersi quelli che 2 soldini in banca per aiutare ce li hanno, ma soprassediamo. Trieste parte a trazione Bannan, uomo ovunque nel primo quarto accanto a Sissoko sotto le plance, preferito ancora a Jutov. L'ultimo acquisto in casa biancorossa ne mette 12 sui 17 del parziale contro i 16 di Brescia che fatica a stare al passo. Si rivede Della Valle nel secondo quarto con una bomba che spinge i bianco-blu all'allungo propiziato da Movio. I biancorossi poi calano, perdono diversi palloni e subiscono la volata di Ndur che porta gli ospiti sul +7. Gli uomini di Taccetti si affidano a Ross per restare in partita nel momento più difficile, quando la Germani vola sul +11. La point guard aiuta a ricucire lo strappo riportando la sfida a contatto sul 35-38 del riposo lungo. Nella ripresa ecco il totem Sissoko, il maliano sfrutta la sua fisicità centrando 5 punti in fila che caricano il Palarubini. Poi Ndur risponde alla nuova fiammata di Bannan prima che i biancorossi provino a scappare via. L'uomo vitruviano della Pallacanestro Trieste, alias Markel Brown, indica la via con una tripla. Poi un finalmente utile Henderson replica in penetrazione. Non fosse per la straripanza in post basso di Barnell, si andrebbe molto più lontani del 63-56 del 30°. Dunque il momento decisivo. Nunn si mette in proprio riportando canestro dopo canestro la leonessa sul -1. Le imprecisioni dei biancorossi gelano il Palatrieste quando Barnell impatta la sfida sul 72 pari a meno di 4 minuti dalla fine. Ma ecco che il cannoniere si ritrova. Un Ramsey abulico per 3/4 decide finalmente di martellare alla sua maniera dall'arco. Sua la tripla dell'80-77, per quella definitiva dell'83-77 si parla messicano. Toscano Henderson sigilla la vittoria e il 2-2 nella serie. Lunedì alle 20 al Pala Leonessa la bella decisiva. E ora l'intervista a bordo campo dell'allenatore della Pallacanestro Trieste, Francesco Taccetti. In questa gara ci sarebbero potuti stare ci sarebbero potuti stare tanti errori, ci sono stati, ma con cuore l'avete portata fino agli ultimi secondi con grande forza e con una squadra che ha giocato da squadra. Cosa pensa di questa performance? La prima cosa è che so che bisogna inquadrare il backdrop, ma vorrei che potesse inquadrare la nostra arena, il nostro tifo, che sono fantastici. Il cuore arriva da lì, in questo posto, e poi i miei ragazzi l'hanno messo in campo. Ci siamo strameritati, secondo me, gara 5, e adesso ce l'andiamo a giocare a Brescia. Cosa servirà in quella gara in trasferta fuori dal vostro campo? Cuore, faccia tosta, voglia di buttare veramente tutto in campo, perché dobbiamo crederci, perché siamo una squadra che può giocare a questi altissimi livelli un'altra partita. Vi riproponiamo il momento della celebrazione dei vincitori della Mitteleuropean Race 2026 che si è svolta ieri con le 3 auto sul podio di Piazza Unità. Questi sono i vincitori della Mitteleuropean Race edizione 2026 della categoria super classica. Per la 4ª volta. La gara è bellissima, siete stati davvero straordinari, perché abbiamo visto delle cose veramente eccezionali. Poi avete pagato anche San Bernacta, quindi il tempo è stato complice per regalarci delle cartoline incredibili, davvero. Adesso andiamo con i secondi classificati. Andrea Malucelli e Davide Callegher, davvero una bellissima prestazione, medaglia d'argento per voi. Grazie, una bellissima gara, devo dire. Per la prima volta fare un risultato così è molto bello. Poi col navigatore, bravo, anche lui la prima volta. Devo dire, promosso il navigatore. Bravo, quindi. Ma anche complimenti va alla macchinina, che anche lei facciamo, allora ci parli un po' della macchinina. Qual è la caratteristica per la quale non la venderebbe mai? Perché mi piace, è bella, è carina, mi piace. Poi si presta bene anche nella gara. Non quindi... andare a fare la spesa magari al mattino, però per gare di regolarità. Per fare altro gelato, giro, perfetto, così. perfetto. Siamo con il podio, terzi classificati e per il secondo anno consecutivo Carlo Becalossi e Marzia Marchioni. Allora, io so che l'anno scorso eravate sul podio. No, 2 anni fa c'ero, va bene.
Però avete il cappellino perché Sì. il sole picchiava, ma io sì. vi vedo, guarda che bella che è, cioè, particolarmente brillanti siete, Sì, sì. mandata. No, poi essere alle spalle di due campioni come Malucelli e Bertoli per noi è un grande onore, quindi siamo molto felici. Vi ringrazio perché è stata una gara bellissima, davvero, ci siamo divertiti, bellissime sia i tubi che il panorama, veramente, grazie, perché siete degli organizzatori pazzeschi, davvero. È tutto per questa edizione del telegiornale delle 13:20, ci ritroveremo più tardi alle 19:30 con l'edizione serale. Buona domenica, buon pomeriggio.